Sono stati fatali i calci di rigore per il Canegattì che a passare il turno della Coppa Nazionale Dilettanti di Eccellenza il Casarano per 5-3 al termine della sfida dei calci di rigore. Nei tempi regolamentari la partita era finita 1-1 tra andata e ritorno, ma a passare è stata la squadra pugliese. La partita bella e avvincente si giocava in una giornata nuvolosa, tanta gente è venuta da Canegattì, più di 1000 spettatori al Saraceno di Ravanusa per sostenere la squadra biancorossa di mister Nicola Terranova. A sbloccare il match era il Canegattì al 21esimo della ripresa con Vito Lupo che di testa metteva dentro su angolo battuto da Comegna. Al 95esimo arrivava la beffa del Casarano con Giangi che insaccava di testa un traversone di Vice Domini. Si va ai rigori per decidere la semifinalista. Giuliano para i rigori di Lupa e Comegna, mentre i rossazzurri non sbagliano nessun rigore di Rito, Morleo, Vicedomini e Vergori che realizza il penalty decisivo.